Buongiorno a tutti, eccomi qua, sono Franco Tosini, responsabile del centro sperimentale Orto Floricolo Po di Tramontana. Oggi è una bellissima giornata, la primavera incalza, i lavori sono a pieno ritmo per preparare le serre, per ospitare tutte le diverse prove sperimentali di quest'anno, che sono numerose, per cui vi invito a seguirci numerosi sia sul sito aziendale che sui video diciamo brevi che come centro Po di Tramontana di Viano di Cultura pubblicheremo su Facebook, su YouTube e sui vari social. Oggi vi farò vedere queste piante di pomodoro ripicchettate su questi cubi di lana di roccia. Eccolo qua, vedete, è una pianta di pomodoro innestata, la varietà è Levante, tipologia albenga, innestata su Maxifort. Questo piede, questo portinnesto interspecifico che viene utilizzato per il pomodoro per dare una particolare vigoria e una resistenza alle principali fitopatologie del pomodoro. Perché usiamo lana di roccia? Perché ci permette lana di roccia sia in vivaio che poi ovviamente in coltivazione in serra per svincolarci dalle problematiche che può avere un terreno magari stanco con particolari anche problematiche patologiche. È una prova in cui siamo partiti, come vedete, da lana di roccia in vivaio. Questo cubo verrà appoggiato su delle lastre, su dei sacchetti di lana di roccia anche in serra. L'apparato radicale si svilupperà quindi confinato in questo volume ridotto, ma immetteremo attraverso dei gocciolatori irrigatori acqua ed elementi nutritivi che servono alla pianta. Ricordiamoci che la lana di roccia è inorganico e non contiene nessun elemento nutritivo. Quindi è una bella sfida. Quest'anno la sfida sarà ancora diciamo, come posso dire, particolare e avvincente, perché andremo a testare, grazie al contributo, alla collaborazione della ditta Ageo, il sistema Trutina. È un sistema indipendente a supporto delle decisioni dell'operatore, perché ci permette di aiutarci nella gestione della pianta, nella irrigazione, quindi irrigazione e fertirrigazione, attraverso dei sensori che verranno inseriti nell'asta di lana di roccia, quindi per sensori di pH, di conducività elettrica, di temperatura, di radiazioni. Capiremo quando è il momento per aprire il rubinetto. Addirittura ancora più automatizzato, si arrangerà da solo ad aprire tramite un elettrovalvola l'irrigazione, o meglio la fertirrigazione. Quindi continuate a seguirci, vi aggiorneremo quindi con altre pillole, con altri piccoli video, con lo stesso sito aziendale, e segnatevi in agenda il 24-25 giugno, sono le giornate dedicate appunto all'irrigazione di precisione, all'irrigazione integrata, dove saranno 2 giorni intensi con diverse prove e anche con tante diverse ditte che parteciperanno, mostreranno degli strumenti, delle tecnologie, degli impianti che ci permettono di irrigare in maniera più efficiente. Grazie ancora, buona giornata a tutti e seguiteci.